Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Corona d'alloro del presidente Schifani a Palazzo d'Orléans per i 28 caduti nella strage di Nassiriya in Iraq 20 anni fa. 7 le vittime siciliane, li ricorderemo sempre, ha detto il governatore, ma il figlio di uno dei morti chiede allo Stato più considerazione. Caro voli, reazioni contrastanti all'annuncio della Regione di sconti fino al 50% per i residenti. I consumatori chiedono interventi stabili sulle tariffe. Intanto il sindaco di Catania, Trantino, rinnova le polemiche sul rogo di Fontana Rossa a luglio. Ancora grosse incognite su manchevolezze e inadempimenti. Ospedali a rischio, sempre meno medici, reparti in via di smantellamento, proteste questa volta a Sciacca e nelle Madonie. Catania, oggi l'autopsia per Chiara, la studentessa morta sulle strisce davanti alla cittadella universitaria. Indagati i 2 conducenti che l'hanno investita. Per scongiurare nuove sciagure il comune ricostruirà il sovrappasso pedonale di viale Andrea Doria. Stato-mafia, per la Cassazione non c'è alcuna certezza che il papello di Cosa Nostra dopo le stragi del 92-93 abbia condotto a un accordo. L'intero processo si è basato su indizi mai dimostrati. Corpi in mostra, ogni centimetro di pelle riempito di simboli e figure. Catania, capitale dei tatuaggi, alla Tattoo Convention con 150 artisti di tutto il mondo. C'è anche Glenn Matlock, il fondatore dei Sex Pistols, stasera in concerto. Tutto esaurito alla Metropolitan di Catania per il concerto di Madama. A soli 21 anni la cantautrice ha ricevuto una pioggia di premi ed è considerata l'artista più ascoltata degli ultimi 10 anni. Calcio, Catania e Lucarelli vicini. La società e l'allenatore lavorano per arrivare alla firma del contratto per 2 stagioni e mezzo. Intanto la squadra domani sarà di scena in casa del Cerignola. Bentrovati e buona estate di San Martino. Le notizie: anniversario della strage di Nassiriya, commemorazioni anche in Sicilia per ricordare i caduti. Schifani depone una corona di alloro. La memoria è di tutti, dice il figlio di una delle vittime, però Marco Intravia lancia un appello e chiede una medaglia d'onore per tutti i morti di quella strage. Marco Gullà. Stamane alle ore 8:40 ora italiana c'è stato in Iraq un attacco contro i nostri soldati che sono lì in missione di pace. Domani saranno passati 20 anni da una strage che sconvolse e ferì l'Italia. Nassiriya, Iraq, uno dei più gravi attacchi all'esercito italiano che ha spezzato 28 vite, 19 italiani morti. Vite sacrificate nel segno dell'impegno e del coraggio per onorare i valori della libertà. Alle 8:40 del 12 novembre del 2003 un'autocisterna carica di esplosivo scoppiò al posto di blocco della base dei carabinieri di Nassiriya. Tra i caduti anche 7 siciliani ricordati questa mattina nel corso di una commemorazione a Palazzo d'Orléans a Palermo. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha ricordato Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravia, Orazio Maiorana e Alfio Ragazzi, morti in quel terribile attentato. All'Assemblea regionale siciliana anche una messa in onore dei caduti. Una giornata doverosa, è un segno di rispetto, riteniamo che la memoria sia l'unico strumento per poter in qualche modo rendere vivo il sacrificio che i militari e tutte le forze hanno speso, hanno messo in campo, e sono felice dell'iniziativa che è stata sposata sia dal Presidente della Regione sia dai parlamentari regionali. A lanciare un appello a 20 anni dalla strage anche Marco Intravia, figlio del vice brigadiere di Monreale Domenico, una delle vittime. Lancia un appello a Mattarella, Meloni e Crosetto affinché vogliano, dopo 20 anni, concedere alla memoria dei caduti di Nassiriya la medaglia d'oro a valor militare, dice Intravia.
Bene, gli sconti sui voli dalla Sicilia per Roma e Milano, ma non basta. Reazioni contrastanti all'indomani dell'annuncio della Regione che metterà in campo quasi 30 milioni per abbattere i costi degli aerei per i residenti in Sicilia. I consumatori chiedono interventi stabili sulla continuità territoriale. E intanto sale di tono lo scontro fra il Comune e l'aeroporto di Catania. Manlio Viola. Sconti sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia. Dal 1° dicembre la Regione mette in campo fondi per l'insularità che permetteranno di scontare del 25% i voli di andata e ritorno per gli aeroporti di Roma e Milano da quelli siciliani. Lo sconto arriverà al 50% per le cosiddette categorie prioritarie, gli anziani con più di 65 anni, i giovani sotto i 26, gli studenti, gli atleti agonisti, i viaggiatori per ragioni sanitarie, i disabili, i residenti con un ISEE inferiore a 9.360 euro, i dipendenti con sede di lavoro fuori dalla Regione. Per il Codacons è un primo passo, ma non basta, e per Federconsumatori e Confconsumatori l'intervento è apprezzabile anche se tardivo, ma bisogna intervenire per rendere stabile un aiuto di continuità territoriale, altrimenti non ci sarà mai una soluzione al problema. Intanto sale di tono lo scontro fra l'amministrazione comunale di Catania e la SAC, la società che gestisce l'aeroporto etneo. Il sindaco Enrico Trantino torna ad attaccare sull'incendio della scorsa estate, che ha mandato in tilt l'intero sistema. Rispetto alla nostra denuncia, ha detto il primo cittadino in consiglio comunale, la SAC ha fatto una relazione che non dice nulla, non risponde a nessuna domanda. A questo punto, annuncia, dobbiamo valutare come comportarci in qualità di soci proprio di SAC. Uno scontro che può diventare politico a livelli importanti, anche all'interno della maggioranza, tanto a livello regionale quanto catanese. Sciacca e le Madonie protestano per il ridimensionamento degli ospedali nella zona a causa della carenza di reparti e di personale. Una situazione difficile quella della sanità siciliana, un po' dappertutto, tanto che il presidente della regione Schifani ha subito convocato un incontro. Francesco Triolo. La protesta arriva dal basso, dai cittadini e dalle istituzioni locali. Gli ospedali siciliani sono in sofferenza, pochi medici, reparti a rischio smantellamento ed a farne le spese sono principalmente i piccoli presidi. La protesta degli abitanti di Sciacca e Petraiani è solo un'ultima testimonianza, tanto che il presidente della regione Renato Schifani ha subito convocato una riunione con il Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato della Salute e il commissario straordinario dell'ASP di Palermo proprio per valutare la situazione ospedaliera di Sciacca e delle Madonie. Entrambi gli ospedali sono stati ridimensionati per la chiusura di diversi reparti. A Sciacca hanno protestato in 5.000 per denunciare la carenza di servizi e l'inaccessibilità delle cure a pazienti economicamente o socialmente più svantaggiati. Si vuole contrastare quella che si reputa una strategia che mira a depotenziare le strutture sanitarie pubbliche a vantaggio di quelle private, e il corteo di Sciacca ha visto la partecipazione di tanti sindaci della zona, deputati di diversa estrazione politica, associazioni, sindacati, forze sociali, medici e studenti. Petralia come Sciacca, dove l'ospedale dall'alto copre una vasta area di popolazione, ha già perso il centro nascite, l'ortopedia e la pediatria e sarebbe adesso a rischio chiusura, poiché anche il reparto di medicina e chirurgia ha delle gravi carenze di personale. L'associazione Zone Franche Montagne chiede di trasformarlo in un grande centro di riabilitazione nel settore della neurologia, pneumologia e cardiologia. Il problema del ridimensionamento e degli accorpamenti degli ospedali è stato vissuto anche in provincia di Messina, dove gli ospedali di Milazzo e Barcellona vivono una condizione di precarietà in una zona ad alta intensità industriale. Ma è tutta la sanità siciliana in questo momento sotto i riflettori, anche i centri di eccellenza? Al Di Cristina, infatti, appena una settimana fa è morta una bimba dopo essere stata dimessa dai medici e la procura ha aperto un'inchiesta. A Taormina e a Tavica la vicenda del centro di cardiochirurgia pediatrica, la cui convenzione scade il 31 gennaio e ancora non si hanno risposte in merito ad una proroga. Catania, il sindaco Trantino si impegna sulla sicurezza stradale dopo il tragico incidente costato la vita alla studentessa 18enne Chiara Adorno. Oggi l'autopsia sul corpo della ragazza, 2 indagati per omicidio stradale. Luca Ciliberti. Sul ciglio della strada dei Fiori, messi lì in ricordo dell'ennesima vittima. Un segno per ricordare Chiara Adorno, strappata alla vita a soli 18 anni, investita e uccisa sulla circonvallazione di Catania a pochi passi dall'università che aveva da poco cominciato a frequentare. Sul posto, dicono i vigili urbani che sono intervenuti per i rilievi, non ci sono segni evidenti di frenata. Un ulteriore elemento per l'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e da Fabio Platania. L'autopsia, eseguita oggi dall'equipe dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Catania diretta dal professor
professore Cristoforo Pomara darà ulteriori elementi che serviranno a ricostruire la dinamica. L'esito arriverà non prima di 60 giorni. La Procura, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale 2 uomini, un 20enne e un 30enne che erano alla guida di una Fiat Punto e di uno scooter Honda, notificando loro un avviso di garanzia. I 2 mezzi e i cellulari dei 2 indagati sono stati sequestrati, si stanno acquisendo filmati di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell'incidente. La salma della ragazza oggi stesso dovrebbe essere restituita ai familiari per poter celebrare poi i funerali a Solarino, paese del siracusano di cui era originaria Chiara e dove vive ancora oggi la famiglia. L'incidente è avvenuto in un'area recentemente asfaltata, con strisce pedonali appena rifatte, ampiamente illuminata e dove vige già un limite di velocità di 30 km/h. Adesso l'amministrazione corre ai ripari, così come anticipato dallo stesso sindaco di Catania, ospite del nostro Focus, l'appuntamento con il sindaco. Un sovrappasso di nuovo, ovviamente rispetto al passato ci sarà anche l'ascensore affinché possa essere utilizzato dai diversamente abili e quindi è un qualcosa che dobbiamo ripristinare. Trantino assicura che il sovrappasso sarà completato entro marzo prossimo, ripristinando dunque il cavalcavia demolito nel 2013. La proposta è stata ribadita successivamente anche in Consiglio Comunale, dove l'Assemblea durante i lavori si è fermata per dedicare un minuto di silenzio a Chiara. Numerosi gli sbarchi a Lampedusa nelle ultime ore, quasi 600 i migranti approdati nell'isola. Ci sono anche 2 dispersi caduti in acqua. A raccontare la nuova sciagura, 67 somali, gambiani e ivoriani che erano a bordo di un natante che ha iniziato il viaggio da Sfax in Tunisia, pagando agli scafisti 1.500 dinari tunisini ciascuno. Non c'è alcuna prova di un accordo fra Stato e mafia dopo le stragi del 92 e del 93. La Corte di Cassazione mette la parola fine al processo sulla cosiddetta trattativa e assolve tutti. Lo fa bacchettando tanto l'accusa quanto le sentenze di Palermo. Cosa Nostra voleva imporre sì le sue richieste, ma non c'è prova di altro e l'approccio usato nel processo non è giuridico, dice la Cassazione, ma più storiografico, insomma non dimostra alcun reato. Manlio Viola. Non c'è alcuna certezza che il papello che la mafia presentò allo Stato con le sue richieste dopo le stragi del 92 e 93 abbia condotto ad un accordo. L'intero processo si basava su indizi mai dimostrati, oltre ogni ragionevole dubbio. È la motivazione con cui la Cassazione ha messo la parola fine al processo noto come la trattativa Stato-mafia. Sono così definitivamente assolti dalle infamanti accuse di un accordo con la mafia gli ex ufficiali del Ross, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni, il colonnello Marco De Donno. Con loro era imputato ed è stato parimenti assolto l'ex parlamentare di Forza Italia Marcello Dell'Utri. La Suprema Corte bacchetta tanto l'accusa quanto i giudici di merito, sostenendo che i magistrati hanno sbagliato a ritenere che solo Mori potesse aver rivelato l'informazione relativa al ricatto mafioso o alla spaccatura in essere all'interno di Cosa Nostra. Si trattava infatti di una conoscenza diffusa fra i vertici degli investigatori, come dimostrano 2 note, una dello SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia del 12 agosto del 93, a firma del questore Manganelli, e un'altra della DIA del 10 agosto 93 a firma del prefetto De Gennaro in ordine alle dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi. Entrambe raccontano di un profondo contrasto tra mafia stragista e un'altra ala della mafia invece pacifista e quasi rassegnata. Dunque tutti sapevano ai vertici dello Stato e per questo la sentenza emessa in materia ha un approccio metodologico di stampo storiografico, vale a dire raccontano una storia, non un fatto giuridico. Ci sono volute 12 ore perché i vigili del fuoco spegnessero il vasto incendio che ha devastato la riserva naturale di Vendicari nella zona sud del Siracusano. Il focolaio si è propagato da un canneto e in pochi minuti ha divorato 5 ettari di vegetazione. La Procura di Siracusa ha avviato un'indagine per accertare le cause del rogo. È morto stamattina a Catania l'ex deputato e senatore Nino Strano. Aveva 73 anni ed era malato da tempo. La sua carriera politica era iniziata nel Consiglio Comunale di Catania, dove era stato eletto nel Movimento Sociale nel 1976, rimanendo in aula fino al 93. Fin da giovane Nino Strano all'attività politica aveva affiancato la regia sia di opere teatrali che cinematografiche.
Cambiamo argomento. Nelle campagne di Cammarata, nell'Agrigentino, un operaio forestale di 58 anni è stato travolto ed è rimasto schiacciato dall'albero che stava tagliando. In gravi condizioni, è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 all'ospedale civico di Palermo. Zeppole, crispelle, ma anche castagne e vino è quello che non può mancare sulle tavole dei siciliani nel giorno di San Martino, e c'è chi approfitta delle temperature miti anche per fare un tuffo al mare. Francesco Aloi. Ce n'è per tutti i gusti. Allora, ci sono quelle salate, sono con acciughe, ricotta, poi ci sono le semplici, le crispelle al miele. Dalle zeppole alle crispelle, bontà siciliane che soprattutto oggi non possono mancare a tavola. Bar e panifici hanno tantissime ordinazioni. Per San Martino, ci dicono, è sempre così. Lei è in attesa delle zeppole? Delle zeppole, sia quelle semplici e quelle con le acciughe. È una tradizione nostra, di famiglia. Quelle buone sono quelle con l'acciughe. Cuciniamo le zeppole a casa. Le zeppole fatte con l'acciughe, Nutella e via dicendo. Per i siciliani è una ricorrenza molto sentita, simile a quella natalizia. Grandi e piccini trascorrono la serata insieme, un modo per stare in compagnia. Una tradizione, sì, insomma, da vivere in famiglia. Ecco, insieme ai bambini, fargli ricordare cosa facevamo noi quando eravamo piccolini. A tavola non possono mancare le castagne, ma come vuole la tradizione devono essere accompagnate da un buon vino. Castagne e vino oggi non possono mancare. No, normalmente, oggi è la festa di San Martino e ci vuole castagne e vino. Abbiamo già tutto quasi tutto pronto. E così, sfidando il caro prezzi, con zeppole, crispelle e castagne che rispetto allo scorso anno costano di più, in Sicilia non si rinuncia alla tradizione. L'estate di San Martino la si vive così. 11 novembre, dalla Sicilia è tutto. Beato lui, che dire. Catania per 2 giorni capitale dei tatuaggi con la Tattoo Convention che raccoglie 150 artisti di tutto il mondo. L'Italia è il paese più tatuato al mondo. Lorena Dolci. Questo tatuaggio qui cosa significa, quest'occhio? È una geometria sacra. Mai pentita di un tatuaggio? No. Sono lontani i giorni del delfino e della semplice farfallina. I tatuaggi, quel marchio di fabbrica così diffuso, assorbe e rincorre le mode tra tribal, anime, street art. Tutto un mondo di tecniche e di stili che per 2 giorni riempie l'ex palazzo di ghiaccio di Catania, che risuona del ronzio delle macchinette. Al momento sto facendo dei contorni neri, poi sarà tutto in bianco e nero. Ma è più bruciore che dolore. E tu resisti? Sì, non sarei qui. Segnale di appartenenza, moda, semplice look. Di certo c'è che l'Italia è il paese più tatuato del mondo, con il 48% della popolazione marchiato. Ci sono tante motivazioni, c'è il design figo, c'è il significato, c'è il momento. Per me raccontano magari varie fasi della mia vita, comunque qualcosa di me raccontano. Ho smesso di contarli ormai da anni. Ad animare la convention anche il contest di moto customizzate, spettacoli di burlesque e di musica dal vivo, starring la leggenda del rock, quel Glenn Matlock, fondatore dei Sex Pistols, che si dice ancora oggi arrabbiato, ma alla sua età in modo diverso. I'm still angry. Cioè, nonostante continua ad essere indignato e controcorrente verso le attuali decisioni che vengono prese dall'establishment. Oggi come ieri il corpo in mostra, ogni centimetro una tela cucita sulla pelle. Il più doloroso non me lo posso fare vedere perché è qui. Quello sulla pancia e quello sul fianco. Il dolore c'è sempre, forse è anche il bello del tatuaggio. Va bene, facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, le vigilie di Palermo, Catania e Messina naturalmente, ma anche le ultime su Lucarelli, sempre più vicino ai rossazzurri. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani alle 16:15 sfiderà il Cittadella alla Barbera. Corini ha qualche dubbio in formazione, in avanti probabile chance dal primo minuto per Di Mariano. Marco Gullà.
La vittoria contro il Brescia ha ridato morale e ha permesso al Palermo di tornare a galla, ma le prime due in classifica, Parma e Venezia, corrono forte. Ecco perché i rosanero non possono permettersi altre fermate. Domani al Barbera contro il Cittadella l'imperativo è ancora quello di vincere senza se e senza ma. Il gioco non convince, ma il Palermo in questo preciso momento del campionato deve solo pensare a correre e a non perdere terreno verso le prime due. In vista del match di domani potrebbe tornare titolare Francesco Di Mariano, il numero 10 palermitano, ha già giocato uno spezzone di gara contro il Brescia mercoledì scorso. Corini sarebbe tentato a schierarlo dall'inizio e lasciare, ancora una volta, in panchina Roberto Insigne. Mancuso è invece favorito su Valente per completare il tridente offensivo assieme a Brunori, che resta spesso isolato in avanti. A centrocampo, pochi dubbi, si va verso la conferma di Stulaz assieme a Koulibaly e Gomez. Marconi, in difesa, prenderà il posto dell'infortunato Ceccaroni. Cittadella che galleggia a metà classifica, formazione sempre solida e che può mettere in difficoltà chiunque. Al Barbera domani lo start è alle 16:15. Il Catania torna in campo domani a Cerignola, terza trasferta di fila per i rossazzurri in campionato. A guidare la squadra ci sarà Zeoli in attesa dell'arrivo di Lucarelli, che appare quanto mai vicino. Marco Carli, scusate. Catania su due fronti, quello del campo, con i rossazzurri che a Cerignola devono riprendere il cammino dopo lo stop di Potenza, in seguito a cui sono arrivati l'esonero di Tabiani e la fine del rapporto con la Neri. E poi c'è la questione allenatore, le voci che Zeoli spera coinvolgano il gruppo il meno possibile. Queste voci sul cambio allenatore, il nuovo allenatore, non vorrei che venga spostata l'attenzione, preferisco parlare più di chi è l'attaccante del Cerignola, chi sono i centrocampisti, le loro situazioni di gioco, piuttosto che andare dietro ad alcune voci. La situazione allora. Le due parti, Lucarelli e Catania, trattano sulla base dei 2 anni e mezzo di contratto, la restante parte di stagione e le 2 successive. Situazione dunque, le due parti, Lucarelli e Catania, lavorano in comunione di intenti per chiudere 2 anni e mezzo di contratto, la restante parte di stagione e le 2 successive. Si lavora sulle clausole relative alla prosecuzione dell'accordo per il 2025-26 per toglierle o rendere meno stringenti quelle relative ai risultati ottenuti nel 24-25 e poi c'è bisogno della definizione della risoluzione con la Ternana, volontà da entrambe le parti. Lo ripetiamo, di arrivare alla soluzione. Lucarelli dunque potrebbe essere presente a Cerignola a vedere la partita. 21 i convocati, rifinitura in Calabria per poi raggiungere la Puglia. Rocca, Chiricò e Bocic recuperati, con gli ultimi 2 ancora non al meglio. La Dinetti out insieme per vari motivi a Rizzo e Marsura, oltre ai lungodegenti di Carmine, che dalla prossima settimana dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, e Livieri, ancora Zeoli. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo creare un muro, abbiamo messo un mattone, ne dobbiamo mettere altri di mattoni per creare un muro, dunque di non spostare l'attenzione sul futuro prossimo, lunedì, martedì, cosa sarà, dobbiamo concentrarci su Cerignola. Seconda gara consecutiva al Franco Scoglio per il Messina, che domani ospita il Latina, giallorossi in cerca di riscatto dopo le ultime sconfitte contro Taranto e Benevento. Sergio Colosi. Il primo vero momento di crisi del Messina di Modica passa all'esame del Latina. Un solo punto negli ultimi 4 incontri per i giallorossi che, a parte il pareggio di Crotone, hanno perso le sfide casalinghe contro Brindisi e Benevento e il recupero di Taranto. Ai risultati negativi si aggiungono prestazioni altalenanti, ma contro il Latina, settima in classifica ma ad una lunghezza dal 4° posto, serve la squadra di inizio stagione per centrare la terza vittoria stagionale, più che mai necessaria in considerazione delle prossime giornate di campionato, quando il Messina viaggerà con destinazione Foggia prima di ricevere la visita della capolista Juve Stabia, un motivo in più per inseguire il ritorno a quel successo che manca da metà ottobre, 1-0 sul Giuliano. Il 4-3-3 di Modica è orfano di Ortisi squalificato e di Ferrara infortunato insieme a Luciani. Ballottaggio Tropea Polito per la fascia sinistra. Con poche alternative valide, il Messina si affida ancora una volta a Plescia e alla voglia di riscatto di Emmausso e Ragusa, sempre più distanti, almeno in termini di rendimento, dalle idee di gioco del tecnico di Mazzara. Il Latina, dopo una buona partenza, ha accusato qualche passaggio a vuoto, ma dispone di un gruppo collaudato, guidato dall'ex rosanero Daniele Di Donato. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.